l'ho scritto siamo da soli vuol dire che questo è stato fatto da noi, e quindi veramente questo è un applauso per me, per voi, per tutti i ragazzi che mi hanno aiutato, per i nostri ospiti. Siamo soli, non un sindacato ha capito niente e non vuole capire, sanno tutto ma non vogliono capire. Dei lavoratori, delle persone che lavorano non gliene può fregare di meno, non gliene frega niente, gli interessa la parrocchia e se questo esce dalla loro parrocchia lo boicottano. Peccato che ci va di mezzo il destino di milioni di persone. Questa è una cosa che Alain Parguet ci ha appena detto questa sera, si sa persino a Bruxelles che sta accadendo questo meeting. Parola di Alain Parguet ce l'ha detto questa sera a cena. Abbiamo fatto tutto da soli, bene, molto bello. Io adesso vi intrattengo per 10 minuti perché voglio inquadrare questa cosa, voglio raccontarvi come è nato questa idea e cercare di far capire un po' a tutti voi che qui non stiamo facendo una festa. Anzi, se posso dire, l'umore questa sera dovrebbe essere pessimo, molto preoccupato, molto disperato, perché le nostre possibilità di farcela in questa lotta contro il vero potere, contro quello che ci stanno facendo, sono minime. Ce la possiamo fare solo se ci organizziamo molto bene, se studiamo tanto, se diventiamo efficaci, una ruthless machine, esattamente, cioè una macchina spietata esattamente come la loro. E per questo ci vuole l'economia che queste persone ci portano, ok? Le speranze sono veramente pochissime, però possiamo almeno tentare. Non per noi, non vedremo i risultati, sarebbe ridicolo, sarebbe sciocco, sarebbe una stupida festa di piazza se io vi illudessi che qui stasera costruiamo risultati che vedremo fra un anno, assolutamente no. Può darsi ai nostri figli, forse, ok? Come nasce questa mia cosa? Perché sono 11 anni che io mi occupo del reale potere. E vi dico come è nato tutto. È nato, l'ho scritto in un articolo, ma forse non ve lo ricordate. Io stavo in California e per fare un servizio proprio sulla New Economy, un'altra delle bolle, delle tante bolle. Guidavo una notte perché sono un nottambulo, non dormo tanto e insomma comunque sto alzato di notte. Guidavo in macchina su una strada di provincia a Palo Alto e mi ricordo che in fondo a questa strada c'era una cosa luminosa enorme, cosa spropositata, gigantesca, e io guidando mi sono avvicinato e non capivo cosa fosse. Era un poster che sarà stato come minimo 20 metri, ok, di larghezza, tutto arancione, e c'era scritto su questo poster una scritta in bianco enorme, in inglese, poi la traduco, ok, High Octane Capitalism Ahead, cioè un capitalismo a tutto gas è davanti a noi. Io ho guardato questo poster e non capivo cosa voleva dire, poi guardo in basso a destra, c'è una firma piccola piccola, Forbes. Okay, Forbes è un'istituzione in America, cura le news e gli interessi di comunicazione dei grandi gruppi di capitale americani. Io mi sono fermato con la macchina quella sera e ho cercato di capire che cos'era questo poster. La prima cosa che mi è arrivata nello stomaco era l'arroganza, perché questo non era una pubblicità, non era uno slogan, era una dichiarazione sbattuta in faccia a chiunque stesse guardando. Abbiamo vinto. Davanti a voi c'è una sola strada ed è questa. Questo accadeva nel 2000. La crisi finanziaria è esplosa nel 2007. Ok? L'arroganza di questa dichiarazione mi ha letteralmente cambiato la prospettiva di tutto quello che facevo nel mio lavoro. Io ho capito che stava succedendo qualcosa di incredibilmente grave e profondo, ma non che stava succedendo, che era già accaduto, era già successo. Questi avevano già lavorato, avevano fatto tutto, messo tutte le pedine in ordine, avevano tirato in barca i remi e i risultati, si erano seduti, avevano detto abbiamo vinto. Noi, le elite finanziarie e neomercantili del mondo, abbiamo vinto, avete perso e ve lo buttiamo in faccia. Ovviamente io a quel tempo non conoscevo questo lavoro che era già stato fatto, ho intuito che era già stato compiuto l'atto, completamente fatto, finito, sigillato, e mi sono messo a lavorare per capire cosa ci stava succedendo, e ogni anno che passava scoprivo delle cose nuove, tremende, i trattati europei, la globalizzazione, il WTO, le regole sovranazionali, quello che stavano facendo alla nostra salute, le regole di tutela della salute dei cittadini, alle regole del commercio, quello che stava succedendo ai servizi. Ho scoperto il GATS,
dove è prevista tutta la liberalizzazione dei servizi, tutta completa, prevista da 10 anni, scritte, firmate e ratificate dall'Italia. La politica nazionale è una farsa, è uno spettacolino. Non serve a niente leggere i giornali, è già tutto deciso, e scoprivo tutte queste cose una in fila all'altra. Okay? E ho cominciato a capire che questa nazione andava allo sbando, perché un gruppo di fanno questo per profitto avevano organizzato una resistenza a sinistra che era tutta improntata a un'isteria contro il pericolo della democrazia. Silvio Berlusconi, un uomo che detesto, ma quello non era il pericolo per la democrazia, e milioni di italiani sono andati dietro a questo. E questi fanno per profitto, per vendere i loro libri, per avere le audience dei loro programmi televisivi, hanno distratto le uniche forze ancora vive in Italia da quello che doveva essere il vero allarme. Capire questa macchina spietata come agisce, e perché è lei la proprietaria dei nostri destini, e non la politica nazionale, non i parlamenti, che sono oggi completamente esautorati. Okay? E i miei gridi di allarme, le mie grida d'allarme sono andate completamente perduti, fino a che per fortuna ho incontrato qualcosa che mi mancava nella mia ricerca, cioè la denuncia era una cosa, ma proporre poi come, realisticamente, senza fare gli slogan di piazza, dire giustizia, dire lavoro, che non serve a niente, diritti. Una volta che hai gridato diritti, che cosa hai ottenuto? Devi avere in mano gli strumenti per fare questa lotta. E ho incontrato due scuole di economia, la Modern Money Theory e i circuitisti, che oggi sono qui rappresentati dalle persone che vi parleranno fra poco. E ho capito che in quella scuola di economia stava il succo di tutto, cioè riportare la centralità dei cittadini e del potere democratico degli stati dentro alla democrazia, da dove era stata tolta e distrutta dei poteri finanziari. Ci hanno tolto il potere legislativo, i parlamenti nazionali sono del tutto esautorati da organizzazioni di tecnocrati europei che non sono eletti da nessuno e che decidono letteralmente tutto. La cifra esatta è l'82% delle leggi che ha fatto il Parlamento italiano negli ultimi anni sono adeguamenti alle leggi fatte da questi tecnocrati che rispondono alle lobby europee. Tolta la sovranità legislativa e tolta la sovranità monetaria, vuol dire tolto il portafoglio al padre, tolto il bancomat, tolto il libretto degli assegni, tolto i conti in banca. Cosa può fare questo padre con i suoi figli? Niente, è finito. E i mercati ricattano, pistola puntata alla tempia, perché con l'euro, come sapete, molti di voi già lo sanno, noi dobbiamo prendere in prestito questo nostro denaro vitale dai mercati di capitali privati. E allora ecco che questi strumenti economici ci riportano il potere lì, uno Stato legittimato dai cittadini con una propria moneta sovrana che la spende nell'interesse primario dei cittadini per creare piena occupazione, pieno Stato sociale, piena sanità, pieni alloggi, piene infrastrutture e aiuto alle aziende. E tutto questo è vero. E sono scuole di economia che non nascono su internet, nascono da un secolo di lavoro, a partire da Knapp, Lerner, Keynes, Minsky, John Robinson, Godley e tanti altri, e questi ultimi questi ultimi economisti che poi vi presento fra poco. E allora perché? Affinché non succeda a noi siamo qua. Io vi ringrazio con tutto il cuore, avete fatto una cosa incredibile, e perché questo non succede ci sono solo due strumenti, la Modern Money Theory e la teoria del circuito monetario. Allora qui abbiamo dall'America Stephanie Kelton, Michael Hudson, da qualche parte c'è, arriva, Marshall Orbach, William, Wall Street Killer Cop, Black, e dalla Francia, Monsieur, le professeur, il circuitista, Alain Parguet. You take a seat. Michael Hudson. E adesso vi salutano. Io vi posso anticipare che le cose che diranno in questi giorni sono
veramente al limite dell'incredibile, ma per fortuna voi conoscete i curriculum di queste persone, ok? Quindi sapete che non stiamo parlando di complottismi, ma stiamo parlando di studi approfonditi come pochi ce ne sono veramente oggi nel mondo economico, ma quello che vi diranno è da raggelare il sangue.